Presentare una figura ricca e complessa come quella di Edith Stein non è cosa facile. Un libro dai 7 sigilli. Con questa immagine biblica è la stessa Stein a definire se stessa, bambina chiusa ed enigmatica. Un libro complesso che offre a colui che lo avvicina una pluralità di sguardi e modi di conoscenza che possono intimorire e bloccarne l'approfondimento. 7, numero simbolico biblico che indica la perfezione, sono i sigilli preziosi che custodiscono la personalità straordinaria di una pensatrice che ha affrontato, con la vita prima ancora che col pensiero, spazi e tempi interiori ed esteriori, con una profondità e chiarezza disarmanti. La biografia della Stein è una miniera di eventi che intrecciano la storia personale e individuale di una donna con un pezzo importante della storia del Novecento, come anche della storia millenaria di Israele e della Chiesa. Non presumiamo certo qui di andare ad aprire 7 sigilli, e chi mai potrebbe farlo. Proveremo però a sfogliare alcune pagine di questo libro, pagine di vita scritta di carne e sangue, ma anche su carta, con inchiostro e penna, frutto di un'autrice tra le più feconde del Novecento. Quando Edith Stein nacque a Breslavia, oggi Polonia, allora Germania, era il giorno del Kippur, la festa dell'espiazione per gli ebrei. 12 ottobre 1891 e l'ultima di 7 figli veniva al mondo nella famiglia Stein, padrona di una florida azienda di legname fortemente radicata nel suo territorio, prussiana fino in fondo, sebbene di origini ebraiche. Orfana di padre all'età di soli 2 anni, Edith fu allevata dalla madre, che si rivelò donna forte nell'educazione quanto nella conduzione dell'azienda familiare. Donna profondamente religiosa, la madre non riuscì però a trasmettere la sua fede ai figli. Dotata di intelligenza profonda, Edith superò gli studi liceali e si iscrisse all'università per frequentare i corsi di storia e letteratura tedesca, oltre che psicologia. Aveva 20 anni quando un compagno di università, accorgendosi delle sue inclinazioni filosofiche, le propose di leggere il secondo volume delle Ricerche logiche, con cui Edmund Husserl inaugurava la fenomenologia, forma nuova per una filosofia rigorosamente fondata. Per Edith fu una rivelazione. Husserl le apparve come il maestro incontrastato del suo tempo. Sono gli anni in cui Edith si allontanò sempre di più dalla fede trasmessale dalla madre, sentendola inconsistente, dedicando tutta se stessa alla ricerca della verità. Si trasferì da Breslavia a Gottinga per poter frequentare le lezioni di Husserl, il quale, meravigliato per la passione e la dedizione che trovò in lei, l'accolse tra i suoi studenti. Edith si legò alle tante personalità del mondo accademico che con Husserl condividevano questo nuovo modo di pensare. Tra tutti Adolf Reinach e Max Scheler, filosofi rigorosi eppure credenti. L'incontro con 2 filosofi rigorosi, credenti cattolici, cominciò a far breccia e a mostrare a Edith la possibilità di un nuovo fenomeno, la fede. Quando scoppia la Prima Guerra Mondiale, Edith è ancora a Gottinga. L'università si svuota e lei si sente in dovere di andare al fronte come crocerossina. Reinach muore sul campo. Edith viene invitata a riordinare gli appunti sulla filosofia della religione che il filosofo aveva lasciato prima di partire per la guerra. Deve incontrare la moglie, ma teme di doverla affrontare nel suo dolore. Ma quando si reca a casa sua non trova nella vedova la disperazione che si aspettava. L'esperienza di fede di quella donna capovolge il rapporto tra chi consola e chi doveva essere consolata. Nel frattempo inizia l'ascesa al potere di Adolf Hitler. Nel 1916 Edith sostiene l'esame di baccalaureato, dissertando sotto lo sguardo entusiasta del maestro una tesi dal titolo Il problema dell'empatia, che sarà anche pubblicata l'anno seguente. Nel testo la Stein approfondisce una tematica appena abbozzata da Husserl, la capacità dell'essere umano di conoscere il sentire di un altro soggetto. È l'inaugurazione degli interessi che sempre accompagneranno la filosofa, ma anche la docente, monaca, mistica Stein, lo studio di che cos'è la persona umana.
L'entusiasmo di Husserl per la sua giovane allieva si trasforma nella proposta di assistentato. A Edith pare un sogno, ma un sogno che presto diventerà una fatica insopportabile. Essere assistente di Husserl significava innanzitutto ricomporre la mole dei suoi manoscritti stenografati e prepararli per la pubblicazione. Ma la Stein si sente chiamata a filosofare e vorrebbe poter discutere da filosofa con il maestro. Nel frattempo continua però le sue ricerche da fenomenologa originale, pubblicando saggi che ancora oggi sono ritenuti importanti nello studio della persona umana, nelle sue relazioni comunitarie, sociali e istituzionali. Nell'estate del 1921 Edith è ospite di un'amica e maestra di fenomenologia, Hedwig Conrad Martius. Una notte prima di dormire prende da uno scaffale l'autobiografia di Santa Teresa d'Avila, mistica spagnola e riformatrice dell'ordine carmelitano del XVI secolo, e, come ricorderà molti anni dopo, da quella lettura avevo posto fine alla mia lunga ricerca della vera fede. L'incontro a distanza con questa donna la portò a scoprire che l'esperienza di fede e l'esperienza della ricerca della verità non sono strade contrastanti, sono questione di amore e di ricerca fiduciosa del fatto che le cose si possono manifestare per quel che sono. La forza della fede si impadronì di lei. Iniziò a studiare il catechismo e il messale finché il 1 gennaio 1922 ricevette il battesimo nella Chiesa Cattolica, madrina proprio la Conrad Martius. Fu un duro colpo per la madre quando glielo comunicò. Lei, che non aveva versato lacrime alla morte del marito, pianse. Tornata a Friburgo, Edith ebbe una discussione forte con Husserl. Non solo il lavoro di assistente pesava troppo a una donna che si sentiva chiamata a filosofare, ma le stesse posizioni filosofiche attuali del maestro, cosiddette idealiste, non potevano da lei essere condivise. Husserl la ascoltò attentamente, ma la sua eresia non fu accolta. Così, in buone relazioni, Edith lasciò il maestro. Cominciava a sentirsi chiamata ad una vita monastica, nella quale rivolgere tutta la sua esperienza a quel nuovo fenomeno che era la vita di fede. Ma il suo confessore non glielo permise. Le propose invece di insegnare presso un liceo retto dalle suore domenicane, a Spira. In quegli anni Edith si trovò a vivere in prima persona l'esperienza educativa e a interrogarsi da filosofa su che cosa sia l'educazione della persona umana. Negli stessi anni iniziò a studiare i classici del pensiero cristiano, primo fra tutti Tommaso d'Aquino, ma anche Agostino e il francescano Duns Scoto. Lesse e tradusse anche il cardinal Newman, suo contemporaneo. Cercò così di elaborare un pensiero originale che potesse far dialogare la teologia cattolica, in particolare il pensiero medievale, con la fenomenologia e le correnti filosofiche del Novecento. Un progetto particolarmente innovativo che le portò fama e considerazione negli ambienti culturali europei del tempo. Numerose in quel periodo sono anche le conferenze in cui approfondisce il tema della pedagogia e in cui si fa promotrice di un pensiero capace di interpretare la femminilità. Un femminismo moderato, impregnato di cristianesimo, ma particolarmente vivace e filosoficamente fondato, tanto da renderla davvero innovativa e conosciuta. Nel 1931 lasciò l'insegnamento a Spira perché troppo impegnativo per poter portare avanti in contemporanea il lavoro filosofico. Provò così a conseguire l'abilitazione alla libera docenza universitaria, ma non la ottenne. Essere donna ed ebrea le impedì di ottenere una valutazione basata solo sul merito. Nel 1932 fu invitata all'Istituto Cattolico Tedesco di Scienze Pedagogiche, a Münster, per insegnare ai futuri docenti le basi dell'antropologia filosofica fondate sul metodo husserliano. Ma nel 1933 Hitler sale al potere e le leggi razziali inaugurano quella che sarà poi una vera e propria caccia all'ebreo, attraverso la graduale espulsione da tutti i luoghi pubblici. Alla Stein viene impedito di insegnare. Una storia avversa offre però a Edith la possibilità di una lettura diversa. Era giunto il momento di portare a termine la vocazione sentita in germe già nella famosa notte di lettura dell'estate 1921,
diventare carmelitana. Il 1° ottobre del 1933 viene accettata come novizia al convento carmelitano di Colonia. Aveva 42 anni. Per la madre anziana fu un duro colpo. Pensò che proprio nell'ora in cui il popolo ebreo era più esposto, lei scappava, rifugiandosi dalla parte del nemico. Ma per Edith non è proprio così, proprio il contrario. È vivere la passione di Cristo che fu prima di tutto ebreo, con il popolo ebraico e con le persone di buona volontà, fino alla fine. La sera del 14 ottobre 1933, vigilia della festa di Santa Teresa, la porta del Carmelo finalmente si aprì ed io in profonda pace varcai la soglia della casa del Signore. L'ingresso al Carmelo fu per lei un passaggio nella profondità dell'anonimato. Nessuna compagna di noviziato sapeva chi fosse quell'aspirante monaca. Era già adulta e apprendere certe ritualità non fu facile, ma si sottomise a tutte con buon umore e serenità. Il 15 aprile del 1934 vestì l'abito carmelitano. Erano presenti molti amici, colleghi universitari e docenti. Husserl, assente perché ammalato, avrebbe dovuto essere il padrino. Scelse il nome di Teresa Benedetta della Croce, in omaggio ai 2 santi carmelitani che tanto amava, Teresa d'Avila e Giovanni della Croce, e a San Benedetto, che aveva imparato a conoscere nelle prime frequentazioni monastiche a Bron. Nel Carmelo Edith ebbe la possibilità, ed era assolutamente inusuale, di continuare a studiare, anzi le fu proprio affidato come compito. In quegli anni fecondi redasse piccoli e preziosi saggi religiosi, ma anche la sua opera maggiore, una vera e propria summa che compendiava il pensiero contemporaneo con quello antico e medievale, attorno al tema dell'essere, sempre letto attraverso la chiave di lettura della persona umana. Titolo: Essere finito e essere eterno, per una elevazione al senso dell'essere. Quando il 21 aprile 1938 Suor Teresa Benedetta pronuncia i voti solenni, sa che le grate non la proteggeranno dall'escalation di violenza che il nazismo porta con sé. La presenza di Edith e della sorella Rosa, che nel frattempo l'ha raggiunta al Carmelo, rendono insicura la vita di tutte le suore. Il 31 dicembre 1938 viene così trasferita nel Carmelo di Echt, in Olanda. Anche là continuerà il proprio lavoro di monaca, ma anche di studiosa e maestra delle novizie. Con sé porta poche cose, e tra queste il manoscritto poi intitolato Introduzione alla filosofia, che ancora oggi è tra le migliori presentazioni del metodo fenomenologico. Colpisce questo dettaglio, quasi a dire che la filosofa è sempre ben presente nell'identità nuova della monaca. La ricerca della verità non è mai scissa dalla vita di fede. Ma la Germania nazista conquista anche l'Olanda. La reazione dei vescovi cattolici, in accordo con il sinodo della Chiesa protestante, è decisa e Hitler reagisce. Comanda la rappresaglia di tutti i religiosi olandesi di origine ebraica, tra questi Edith e la sorella Rosa. È la sera del 2 agosto 1942 quando vengono strappate dal coro del monastero e indirizzate al campo di Westerbork. Le 2 religiose in quel campo si prendono cura dei bambini e dalle testimonianze di chi le incontrò avevano parole di conforto per tutti. Donando ogni cosa ricevuta, trattengono per sé solo la preghiera che avrebbe loro fatto vivere fino in fondo l'esperienza della croce. Nella notte tra il 6 e il 7 agosto furono trasportati ad Auschwitz, dove trovarono la morte nella camera a gas il 9 agosto. Avevano tatuato sul braccio il numero 44074 e 44075. Lungo il tragitto in treno, Edith Stein affidò ad una ex alunna di Spira intravista sulla banchina queste parole: per favore, saluti le suore di Spira, dica loro che sono in viaggio verso l'est, la direzione dove sorge il sole. La vita di Edith è testimonianza della verità. Verità fatta tanto di ricerca quanto di accoglienza di fronte a un incontro inatteso. La sua testimonianza è quella di una vita dedicata alla verità e all'amore, che trovano insieme risposta e pace l'una nell'altro. È per mano di un filosofo fenomenologo, poi diventato Papa, Giovanni Paolo II, che Edith Stein viene beatificata
nel 1987, canonizzata nel 1998 e l'anno seguente dichiarata patrona d'Europa, di quell'Europa travagliata, la cui storia sanguinaria del Novecento l'ha resa martire. Molte delle notizie da cui sono state tratte le informazioni per questo breve video provengono dall'autobiografia scritta da Edith stessa, intitolata Dalla vita di una famiglia ebrea. Uno scritto con intento specifico, mostrare durante il nazismo l'umanità ebraica, cioè che gli ebrei sono umani come tutti, tedeschi come tutti i tedeschi, con pregi e difetti come tutti. Quello di questo scritto è un intento educativo e sociale, smontare una cattiva educazione che, in modo razzista, riduce una persona a una sua appartenenza, a un unico aspetto della sua vita complessa. Questa è grande testimonianza. Questo credo sia un monito importante per ogni società, per ogni cultura che intenda educare secondo verità.